Buongiorno a tutti ragazzi, oggi vi spiego un nuovo capitolo di storia che parte dagli anni 2000 e che viene definita l'età della sfiga. L'età della sfiga. L'età della sfiga comincia negli anni 2000 col Millennium Bug. Sfiga antipasto. Subito dopo arrivarono i kamikaze e i terroristi, infondendo talmente tanta paura tra il popolo che tutti cominciarono a pregare intensamente. Popolo prega. Pregarono talmente tanto intensamente che il Papa si dimise. Così abbiamo durante questo secolo due papi, Papa Ratzinger da un lato e Papa Ciccio dall'altro lato. Ciccio. E mentre la gente non sapeva da quale papa andarsi a confessare, il pianeta si surriscaldava e a scendere in campo a favore del pianeta arrivò lei. Giovanna d'Arco. No. Xina. No. Greta Thunberg, una ragazzina in piena fase adolescenziale con gli ormoni a 6000 che in qualche modo riuscì a scuotere le coscienze dei potenti. Ragazzina col ciclo. E mentre la gente si impegnava a salvare il pianeta facendo la raccolta differenziata, comprandosi macchine elettriche e comprando i pannelli solari, arrivò l'ennesima sfiga. Dai, ditemene una. La pandemia mondiale. Brava Vitrano! Arrivò una professore! pandemia a livello mondiale che costrinse tutta la popolazione a stare chiusa in casa e a lottare contro il virus. E proprio quando la pandemia stava retrocedendo che successe l'ennesima sfiga. La guerra. Brava Vitrano! Una Brava, guerra professore, che non mise ci credo, contro non ci Oriente credo. e Occidente. Vi starete chiedendo, vabbè, ma ci sarà stata una cosa positiva per il popolo italiano? Esatto, tipo il calcio. No, ecco, nemmeno il calcio, perché l'Italia venne squalificata per ben 2 volte di seguito dai mondiali. Va bene ragazzi, allora cominciate a studiare questi primi capitoli perché domani passiamo ai capitoli sull'invasione aliena, il risveglio degli zombie e il ritorno dei dinosauri. Buono studio e la prossima settimana interrogo.